Allora riprendiamo con Egidio Ivetic, nato a Pola, di famiglia mista tra italiani, croati, asburgici, e quindi lui conosce l'altra sponda dell'Adriatico. Qua a Venezia conosciamo questa parte, la parte italiana, lui conosce invece la parte dalmato-balcanica. E ci parla allora di guerre di riconquista nei Balcani. Prego. Grazie Presidente. A me è il compito un po' anche, grazie agli organizzatori, di tracciare un quadro un po' ampio, poi cerco di convergere alla fine ovviamente anch'io alla figura eccezionale del Morosini che sta emergendo in questo fondamentale convegno. Io devo dire due cose perché poi ci capiamo il profilo che traccerò rapidamente. Guardo proprio l'orologio. 20 minuti, è vero? A me? Sì. Ecco. Io sono erede del maestro Beppe Gullino come insegnamento di storia moderna, ecco, quindi con una tradizione che risale a Cessi e che porto avanti con orgoglio, anche perché sono di Pola, quindi una tradizione. Ma sono 20 anni che insegno storia dell'Europa orientale. Cos'è l'Europa orientale? È la storia della Russia e la storia dei Balcani, no Polonia, no gruppo di Visegrad, Russia, in sostanza quell'Europa, detto banalmente ortodossa, che lo stesso Chabot metteva da parte nella sua storia dell'idea dell'Europa, per cui la Russia si aggrega all'idea dell'Europa nel secondo Settecento e i Balcani si aggregano all'idea dell'Europa solo dopo il congresso di Berlino. Però vedete che il titolo della mia relazione è Definizione dei Balcani, perché questa guerra della Lega Santa o Sacra Lega, insomma, 1684-1699, è stata fondamentale per la definizione di questa geografia che vedete qua sopra, per la geografia di quello che i tedeschi chiamano Europa sud-orientale, Südost Europa, e poi per la definizione dei Balcani stessi. Io ho scritto un libro sulle guerre balcaniche, quelle famose del 12-13, però certo nei Balcani ci sono state tante guerre, però questo quindicennio, il dopo assedio di Vienna, è, come dire, la prima guerra balcanica, anche se i Balcani, vedrete, non sono subito toccati, solo in alcuni settori. Allora insegno storia Europa orientale da 20 anni, adesso un anno l'avevo fermata, poi ricomincio, perché da quest'anno, dal 18, ho avviato con grande soddisfazione e grande successo di studenti storia del Mediterraneo. Quindi insegno storia moderna, storia dell'Europa orientale, nel caso mio esperto dei Balcani, storia del Mediterraneo. Perché storia del Mediterraneo? Per motivi miei personali. Io sono dello Stato d'Amar e per me Venezia è la mia città, perché vengo ma sia effettivamente che come cognome dalmata legato a Sebenico sin dal 300, e quindi tutto un mondo formato da Venezia. Per capire questo mondo sto scrivendo una storia dell'Adriatico, ma non basta. Ci vuole la conoscenza dello Stato d'Amar e per capire lo Stato d'Amar ci vuole la storia del Mediterraneo. Naturalmente io sono un accademico, la storia del Mediterraneo in questi ultimi anni è emersa, soprattutto dal 2000, in ambito anglo-americano, ormai è tutta una disciplina, io la seguo, però nel contempo ho capito che la storia d'Italia non si capisce se non si padroneggia bene e nella lunga durata la storia del Mediterraneo. La storia del Mediterraneo è stata una grande assente nella storiografia italiana, che letteralmente l'ha abbandonata dopo il 1945, anche in risposta ad un interesse verso il Mediterraneo che ha caratterizzato l'epoca di quella che ormai come storici definiamo Grande Italia e che va dal 1908 al 1943.
Forse era eccessivo l'interesse per il Mediterraneo e per tutte queste vicende che adesso studiamo durante quel periodo, 1908-1943, che Grande Italia è un concetto di Emilio Gentili, ma ormai viene utilizzato. Io ho trovato anche due date ben precise, che qua ci capiamo. L'11 gennaio 1908, la prima al Teatro Argentina della nave del D'Annunzio, con re e la regina presenti, grande ovazione, grande tributo e l'inizio dell'età nazionalista in Italia. Quando si chiude? 9 settembre 1943, l'affondamento, come si dice, del Roma. Ecco, questo simbolicamente sono i due. In mezzo c'è una proiezione nazionale, nazionalista, fascista e imperialista. Ci sono libri molto interessanti, quello di Pietro Silva, la storia del Mediterraneo. Il primo paese che ha cominciato a studiare è stata l'Italia. È stato tutto gettato nell'oblio. Poi l'Italia si è aggregata ovviamente al Brodel, subito tradotto con difficoltà, francamente, perché Delio Cantimori non voleva il libro del Brodel. Quindi l'Italia si è aggregata alla visione brodeliana del Mediterraneo e ha completamente rigettato la storia del Mediterraneo. Da lì anche la domanda che è emersa ieri: come mai non si fa storia di Venezia? Come mai non è noto il Morosini come dovrebbe? Perché dal 1945 e fino ad oggi l'interesse per il Mediterraneo da una prospettiva italiana, che ormai poteva essere anche sviluppata in modo obiettivo e sereno, perché la Südost Europa, Geschichte Südosteuropas dell'area tedesca, i tedeschi dicono chiaramente: abbiamo conquistato l'est, abbiamo controllato il sud-est, siamo stati cattivi, siamo stati quello che siamo stati, ma l'interesse per lo studio per queste aree rimane. Invece l'Italia ha cancellato via tutto. Scusate questa premessa necessaria, corro. Quindi. Dunque, parlerò di quest'area partendo dalle mie competenze come storico dei Balcani, quindi molto affine al nostro amico Oliver Schmidt, vicepresidente dell'Accademia Austriaca, professore della Geschichte Südosteuropas, cioè storia dell'Europa sud-orientale, così dicono loro, perché cos'è il sud-est? Tutto ciò che è a sud-est della lingua tedesca. Quindi la definizione dell'Europa. Poi chiuderò come storico del Mediterraneo e lì capiremo la differenza delle due operazioni in atto durante questa guerra, una da nord e una dal mare. Sono due operazioni, ma neanche a tenaglia, che seguono una logica d'espansione e una logica di riaffermazione. Espansione è quella asburgica, riaffermazione è quella veneziana. Riaffermazione in uno spazio che Venezia considerava suo da sempre, in un rapporto quasi sacrale, ma lo lascio alla fine. Intanto comincio dal nord e dal concetto dei Balcani. Allora, il concetto dei Balcani è un concetto che viene elaborato un po' per caso da un geografo tedesco all'inizio dell'Ottocento. Zoine nel 1808 trova la parola Balkan per la catena che c'è in Bulgaria, che vuol dire montagna, nulla di... Non viene subito utilizzato, ci vorrà tempo, solo dopo il congresso di Berlino viene definito, e quindi il concetto di Balcani è assai tardo, diciamo, nella geografia dei concetti, nella geografia storica dell'Europa. E guardate che la storia d'Europa, che spesso viene vista in modo astratto, io sono crociano, ma diciamo l'Europa morale è un conto. Poi la storia d'Europa è soprattutto storia delle regioni storiche d'Europa. È una regione storica, sicuramente l'Italia, e l'Italia non ha mai avuto un approccio verso se stessa in quanto Geschichtsregion, come regione storica, ed è una regione storica d'Europa. Ah, c'è, non c'è, ci sono, non ci sono, prima del 1860. Invece i tedeschi non avrebbero dubbi, è una
regione storica del Mediterraneo e dell'Europa. Così quest'area qua, che fa un po' da ponte tra l'Europa e l'Oriente, è stata definita da altri, non da chi ci sta dentro. Non è stata mai unificata in senso dall'interno, come per dire anche in Spagna ci sono stati dei tentativi iberistici, ma è sempre stata unificata da forze esterne, due. Uno i romani, due gli ottomani. Gente che sapeva controllare le vie di comunicazione, perché i Balcani sono montagne e vallate. Il controllo delle vallate totale sono riusciti a farlo i romani e gli ottomani. Gli ottomani da questo punto di vista, ma erano coscienti, assomigliano un po' ai romani. Piccola parentesi, Ottaviano Augusto è noto come scarso militare, no? Perché ha fatto è ben noto, è poco noto che ha fatto una campagna di 2 anni contro i Dalmati, nelle zone nelle zone più impervie, a ridosso della Dalmazia, tra la Dalmazia e Zagabria, grosso modo, attuale, zone dove si nascondeva Tito durante la guerra. Quindi l'idea che Ottaviano fosse deboluccio, io ho massimo rispetto verso Ottaviano Augusto, perché ha combattuto quel poco che ha combattuto nelle zone proprio balcaniche difficili. Chiusa la parentesi. Però Dacia è stato Agrippa. Sì, ma per carità, cioè, alla storia passa così, però si è fatto valere in una zona veramente difficile, quindi onore. La zona, anche sotto i romani, non ha avuto un nome unico. Allora l'Istria chiudeva l'Italia, questo è noto, la 10ª Regio, al di là c'è l'Illirico o Dalmazia, poi la Mesia, la Tracia e poi Macedonia e Grecia. Quindi non c'è un'idea unica. L'idea unica di quest'area arriva solo con gli ottomani tra il 400 e il 500, quando gli ottomani riescono a realizzare esattamente la grandezza ottimale dell'impero bizantino, che arriva al limes Danubio-Sava, comprende quest'area qua e si ferma all'altro limes poco noto che oggi coincide col confine tra Turchia e Siria. Lì i bizantini sono riusciti a fermare gli arabi, ai bizantini sono subentrati i turchi, ma tant'è che i turchi sono rimasti esattamente sulla linea di demarcazione, tant'è che il confine tra Turchia e Siria e tra turchi e mondo arabo coincide col limes bizantino. Dopo il 1516, sapete tutti, si espandono verso la Siria, l'Egitto e poi 1521 Belgrado, 1529 primo assedio di Vienna, ma allora i turchi tra il 4 e il 500, qui non c'è vera, creano questo nucleo fondamentale per cui chi è balcanista come me lo fa vedere sempre così. Questa è l'Anatolia, questi sono i Balcani. Nei Balcani non ci sono i turchi. Allora loro danno un nome complessivo ed è Rumelia, cioè la terra dei Romani, la terra dei cristiani. I Balcani hanno, dentro questo spazio che vedete, una connotazione che sono nettamente ortodossi di tradizione. Bisanzio non è riuscita a controllare direttamente, se non dopo il 1000 per breve periodo, cioè dopo Giustiniano, con l'arrivo degli Slavi. Bisanzio non è riuscito a ottenere direttamente questi territori, ma solo le coste sì. E lì anticipo l'operazione anche di questa guerra e la conquista del Peloponneso è una riconquista dello spazio che fu dei bizantini, e come dice e ci insegna Roberto Cesi, i veneziani erano subentrati attraverso 2 secoli di staffetta in questi spazi marittimi, per cui per i veneziani esisteva una sacralità degli spazi marittimi derivata dall'impero romano, bizantini li chiamiamo noi, dall'impero romano che era sopravvissuto. Quindi lì è una politica del mare. Questa Rumelia viene chiamata dagli europei Turchia europea. E vabbè, poi sapete la storia, i turchi arrivano a occupare l'Ungheria, la svolta avviene il 12 settembre 1683, per caso, eccetera, eccetera, arriva Sobieski, c'è la vittoria, c'è il tracollo, piccola parentesi, lì combattono da un lato gli austriaci,
i tedeschi, Carlo di Lorena, con l'aiuto dei polacchi, e attorno ai polacchi c'è, scusate c'è il gruppo di Visegrad più i tedeschi, mentre quelli che assediano Vienna sono romeni, serbi, greci, un po' di turchi, circassi, tartari, naturalmente tutti bosniaci e naturalmente gli albanesi. Quindi c'è lo scontro tra i Balcani più un po' il Mar Nero contro l'Europa centrale, che oggi sta rinascendo in senso politico e culturale, con due pilastri oggi, non solo la Germania, ma sta emergendo fortemente anche la Polonia, sempre quella Polonia del 12 settembre, certe cose non scompaiono. Chiusa parentesi, a quel punto lì abbiamo io le ho messo guerra di riconquista, ed è la riconquista del Regno d'Ungheria, su cui i diritti gli Asburgo li hanno ottenuti nel 1527, portando una faida tra la nobiltà ungherese, per cui gli ungheresi hanno preferito anche gli ottomani, buona parte della nobiltà, che poi si è fatta anche calvinista, è tutta una storia, ma diciamo che è riconquista, il termine esatto sarebbe più che austriaca, asburgica, perché gli Asburgo vanno a riconquistare quello che sarebbe stato loro in base al 1527, cioè dopo il disastro di Mohacs 1526. La storia moderna nell'area asburgica non comincia nel 1492 come qua, ma comincia, anzi qui dovrebbe cominciare dal 1454, ma comunque comincia nel 1527. Questo è l'inizio della storia moderna. E la svolta avviene appunto durante questa guerra, e voi sapete le campagne, adesso per farla breve, le campagne asburgiche riescono a portare la riconquista al limes del fiume Sava, cioè praticamente quella che poi oggi è la Voivodina e la Slavonia. Si creano le premesse per la Croazia. L'altro confine forte ed è il basso Danubio, quello era rimasto ben distinto. Voi vedete le carte dell'impero ottomano, vedete i romeni messi dentro, ma c'è una bella differenza. I due principati romeni, di Valacchia, questo che si assesta sul Danubio, e la Moldavia che ha questo sviluppo, diciamo, verticale, erano vassalli, pagavano tributi, hanno dovuto assediare Vienna e basta. Non hanno avuto il dominio diretto di Istanbul, non c'erano minareti, non c'era la Sharia, non c'era il Pascià, come i Balcani a sud di questa linea. E anche in Ungheria non c'era il dominio così diretto come nei Balcani. Quindi i Balcani sono Balcani per via della tradizione bizantina, e lì si legano a questo est russo per tradizioni non dirette bizantine, ma per una proprio scelta di Bisanzio. Anche oggi lo stemma della Repubblica di Serbia, della Serbia, ha quella croce bianca con 4C, è lo stemma dei paleologi, come si dice, insomma, ultimo. Quindi lì si vede il richiamo a Bisanzio. Allora, abbiamo l'assestamento sul fiume Sava, avremo la formazione dei confini militari, perché bisognava sistemare questa zona. Abbiamo due incursioni, e qui si vede già in qualche modo che in questa guerra due incursioni, una verso il Kosovo, e arrivano fino al Kosovo, e il patriarca serbo si compromette dando l'appoggio agli austriaci, ne consegue quando questi qui hanno una specie di epidemia, si devono ritirare, allora c'è la grande migrazione serba, a volte mitizzata, a volte effettiva, cioè lo spostamento dei serbi dal Kosovo seguendo le truppe in ritirata asburgiche alla Voivodina. È 1688, è una data cardine nella storia e nella mitologia serba. Questa è una incursione, addirittura erano arrivati fino a Skopje, l'attuale capitale della Macedonia. Non arriveranno più dall'Europa centrale, da quelle parti, se non il 6-7 aprile 1941. Poi, l'altra incursione, per cui viene anche bruciata, è quella dell'incursione verso Sarajevo. Questi sono i due affondi, ma poi diciamo che
l'equilibrio tra le due parti si assesta su questo limes che definirà i Balcani, definirà la forma della Croazia. Ecco, questo è, diciamo, il progetto degli Asburgo. Gli Asburgo, cosa nota, hanno fatto una guerra di 30 anni, noi modernisti lo insegniamo, per riaffermare il cattolicesimo in area tedesca, una guerra dove hanno sistematicamente vinto militarmente e poi hanno perso le paci, tant'è che insomma i protestanti ci sono ancora in Germania. Dopo quel 1648, per qualche decennio c'è una stasi, e poi arriva quel 12 settembre 1683, a quel punto lì gli Asburgo riconquistano l'Ungheria e cominciano a guardare a questo mondo. Tant'è che c'è questa geniale sparata di Ernst Jünger che dice dell'impero austriaco, asburgico e austro-ungarico dal 1867, non prima, non facciamo errori. Come tutti i giornalisti che scrivono. No, io mi arrabbio molto, purtroppo anche gli storici, questa è. Io non dico che boccio, ma insomma faccio scenate. Ecco. Allora, questo impero con Vienna, Ernst Jünger l'ha chiamato, questa geniale sparata, impero germanico d'Oriente. Quindi c'è l'impero germanico e la Germania. L'impero germanico d'Oriente è un po' levantino e ha interessi verso queste zone. Il percorso avviato in questa guerra andrà avanti ancora durante alcune guerre del Settecento senza grossi cambiamenti, se non nel 1718 la zona sud di Belgrado verrà presa e poi persa nel 1738 dagli austriaci. È lì che emerge il concetto di Serbia, che era andato completamente perso dal Medioevo fino a quel 1718. Questo è il versante settentrionale e nulla si muoverà da quelle parti se non nel 1878, in seguito alla crisi d'Oriente, gli Asburgo, ovvero allora sì Austria-Ungheria, riceveranno in dono questa mela che è la Bosnia-Erzegovina senza far guerra, e da lì anche il destino di questa regione fortemente musulmana che viene traghettata nell'impero degli Asburgo, Austria-Ungheria, poi nel 18 passa in un altro stato multinazionale, Jugoslavia. Quando finiranno i sistemi multinazionali arriveremo alle guerre di Bosnia del 1992. È stata una regione orientale ottomana, fortemente ottomana anche oggi nella cultura degli bosniachi, che è riuscita a traghettarsi in quanto tale fino alla fine del XX secolo. Questo per dire che andare a sud di quella linea più di tanto non si poteva. A sud del limes del Danubio sono andati i russi tra il 1877 e il 78 con grosso dispendio di forze. È stata una guerra difficilissima perché soprattutto nelle montagne dei Balcani hanno trovato l'opposizione dei bulgari musulmani, che erano tantissimi. I bulgari contro i russi in quella guerra combattevano per la propria terra. C'erano 70 moschee a Sofia, adesso ce n'è una. Comunque i russi sono stati predominanti e si sono fermati solo a lì dove c'è l'attuale San Stefano, sì, non Santo Stefano, San Stefano, dove c'è l'attuale aeroporto di Ataturk. Quindi chi è stato a Istanbul ha presente dove è l'aeroporto, lì è stato siglato l'accordo. Basta, gli altri non sono riusciti a entrare nei Balcani dal lato europeo, se non il 6 aprile del 1941, quando le truppe tedesche, soprattutto 2 o 3 divisioni SS, una parte da Graz, dal confine, il 6 aprile, l'8 aprile era già a Sarajevo. La parte italiana si andava verso Lubiana. La più forte divisione SS, la Adolf Hitler, era stanziata a Sofia, entra dal confine jugoslavo il 6 aprile, prende la Macedonia in un giorno, e già verso il 7-8 era a Salonico, e dopo un paio di giorni era ad Atene. Sono cose, quando le mettiamo nella lunga durata d'Augusto, incredibili. E adesso questa è la realtà, come dire, il punto di vista di quelli che, appunto, colleghi che parlano del sud-est Europa, dell'Europa sud-orientale,
che dal punto di vista politico anche della fattezza, da parte, adesso torno e poi chiudo, da parte di Venezia abbiamo sentito come è andata la guerra, ecco, abbiamo sentito il Morosini era messo male in città a Venezia dopo Candia. Questa guerra questo 12 settembre 83 riapre la discussione e riapre la sua posizione. Lui si fa valere, non starò qua a dire quello che abbiamo sentito, per me è un personaggio eroico e denota che la forza navale e militare veneziana era ancora decisamente predominante nel Mediterraneo orientale. Io credo, ecco, non abbiamo degli studi ben precisi, secondo me a livello di Mediterraneo, ma sicuramente a livello di Mediterraneo orientale. La guerra del 84-99, nella storia dei complessivi delle 11 guerre veneto-ottomane, ma 7 sono fondamentali perché le altre 4 le conta Arbel, mettendo l'assedio di Costantinopoli, la battaglia intorno a Salonicco persa, no, nel 1400, sì, esatto, ma insomma Nicopoli dove c'era un po' di... Quindi sarebbero 7, la prima è stata lunghissima, 1463-1479, persa a Scutari, era balcanica di costa poco, il resto sono guerre mediterranee. Quella di Candia è una guerra spettacolare nella complessiva storia del Mediterraneo dai tempi di Roma ad oggi. Dopo quella guerra lì, come spettacolo, io vedo solo la seconda guerra mondiale. C'è lo scontro tra l'Italia, tra la flotta italiana e quella britannica, come effetto complessivo, come sforzo. Questa del Peloponneso, della Morea, insomma, è una guerra, per certi aspetti potrebbe sembrare balcanica, una guerra balcanica da parte di Venezia. Sicuramente in Dalmazia. Allora, in Dalmazia, contrariamente a quanto dicono gli storici, colleghi, amici croati, Venezia non aveva sta gran voglia di creare un impero coloniale, di andare chissà dove. Si è sempre attestata alla costa, alle città, dove ha riprodotto il suo modello politico-istituzionale, alle isole. Ecco. Lo scarto c'è dopo Candia, quando questa volta si raduna proprie forze non tante quanto quelle dei Morlacchi e si spinge dentro per la prima volta, cioè crea una conquista territoriale. Non c'è più solo il controllo del mare o delle basi marittime, ma arriva fino al monte Dinara e si assesta lì, poi ci sono le correzioni, quelle del 1718, ma tant'è che il confine che c'è tra la Croazia e la Bosnia e Erzegovina, secondo il confine e che probabilmente sarà a lungo così, tra l'Unione Europea e ciò che rimane dei Balcani, è stato definito dai veneziani in quella guerra. Perché là dove sono andati i veneziani, al di là dell'esiguo contado di Sebenico, di Zara, Sebenico, insomma, erano Dalmazia. Quello subito l'entroterra era Croazia. La Croazia era uno stato aggregato all'Ungheria, ma era anche una regione mediterranea con pochi sbocchi sul mare, perché il mare era Dalmazia. È come dire Umbria e Lazio. Però ancora. E quindi Venezia conquista ciò che è stata Croazia, che nel frattempo ha preso il termine di Dalmazia turca, a volte Croazia turca, San Giacato di Clissa, eccetera, eccetera, è andata persa comunque la memoria della Croazia, e Venezia ha esteso il concetto di Dalmazia fino al monte Dinara. E questo comporta tanti aspetti, per cui ci sono i serbi dalmati, che si sono stanziati dopo questa guerra, e loro rivendicano l'identità serbo-dalmata, serbi di Dalmazia, ma di fatto, se guardiamo il Medioevo, dove loro si trovano c'era la Croazia. Quindi i croati avrebbero ragione da questo punto. Quindi Venezia ha creato tutta una geografia nuova, quella dell'acquisto nuovo, ha esteso il concetto di Dalmazia laddove dall'alto Medioevo non c'era più, perché il tema di Dalmazia bizantino era una striscia di isole, Zara, Traù, Sparato. Quindi questo è un aspetto. L'altro è questo del Peloponneso,
Così a vedere sembrerebbe una guerra anche balcanica, ma come abbiamo sentito le operazioni di terra erano state abbastanza difficili. Atene è vicina al mare, quindi lì siamo nell'Attica, ma non è che siamo lontani. Quindi, chiudo. Quindi l'elemento marittimo è prevalente, decisamente. Quindi più che, allora possiamo dire, un'operazione a tenaglia, eccetera, eccetera, c'è tutta una storia diplomatica, non tanto. E, ripeto, una guerra di riconquista e di affermazione degli Asburgo nel bacino danubiano, con le premesse di ulteriori sviluppi, ma poi si renderanno conto che quel limite è anche un po' il limite tra l'Europa centrale, questo è il punto, perché l'Europa centrale di fatto finisce in Croazia. La Croazia oggi si definisce uno Stato dell'Europa centrale. E dall'altro lato abbiamo questa riproposizione, una riaffermazione in quello che i veneziani consideravano il proprio spazio militare. E allora, ho letto il libro di Infelice, dice l'ultimo sogno coloniale, nell'introduzione di questa guerra. Spesso chi si occupa di queste cose non legge il saggio di Ernesto Sestan nel libro Storia della civiltà veneziana. Sestan assieme all'Elisabeth Cruzet-Pavan sono tra i pochi storici di grande spessore e grande intuizione a sottolineare quanto, se c'è e c'era un'ideologia del patriziato di Venezia, fosse legata all'appartenenza del mare. Oggi difficilmente comprensibile dalla prospettiva italiana, dato il rifiuto nei confronti del Mediterraneo come, non parlo di studi specifici, ma come storiografia, l'assenza del Mediterraneo dai manuali e quindi la difficoltà a capire l'essenza di questa Venezia che è ancora vivissima, nonostante abbiano investimenti nella terraferma, ma si realizzano, questo l'hanno detto tutti un po', si realizzano in questa guerra che appunto riafferma un essere profondo marittimo veneziano e che ci sfugge, e comunque ci sfugge ed è da prendere in considerazione nella riconsiderazione della storia moderna d'Italia, che è sempre indicata come decadenza, da una chiave di lettura che trova ispirazione in Francesco de Sanctis e poi Croce in parte, per il semplice motivo che non sono state prese in considerazione delle realtà come lo Stato da mare, dove uno ha dei dubbi, il 95% della Dalmazia è schiavonesca, oggi si può dire croata, 99% è greca, ma tutti parlavano veneto e tutti facevano parte di un sistema statale, istituzionale con a capo Venezia, unico nella storia complessiva del Mediterraneo. Qualcosa di simile si avvicina solo con gli aragonesi, che nel 400 controllano da Barcellona tutto il bacino occidentale. Ecco, sono due esempi storici. Adesso qua Luca mi dirà no, c'è anche Genova, ma questo è il punto, proprio un sistema, come dire, in cui mare diventa terra. Quindi da prendere in considerazione e da rivedere anche nell'ambito della storia d'Italia, perché appunto la storia del Mediterraneo è anche storia d'Italia, ma purtroppo trascurata da lì l'opportuna domanda di ieri: come mai non si studiano queste cose? Allora, quindi come vedete è una storia profondamente mediterranea e europea. Grazie. Bene, e allora mi pare che Ivetic abbia introdotto un po' col tema su cui ci porteranno adesso i militari che ho qui accanto, e cioè siamo passati dalla storia predominante a una storia più vicina o con agganci rispetto alla storia più contemporanea. Adesso il generale Giuseppe Arbore, della attualità geostrategica e compiti di sicurezza del Mediterraneo. Argomento non da poco, vi pare, no? Collegato a quanto si è detto fino adesso.
A lui allora? Sì, benissimo. Avrei bisogno delle slide, però non so se sono già. O mi metto oppure mi posso anche. Vuole venire qua? Ma siamo comodi, prego, prego. Grazie. Eccolo qua. Scusi. Allora, intanto buongiorno, grazie per l'invito, anche perché per me è stato tornare a Venezia, città bellissima, dal fascino particolare. Poi venendo da Roma, passeggiare per Venezia la sera, guardate, è un'impressione meravigliosa perché è quasi surreale, nonostante Carnevale. Quindi intanto grazie per questa opportunità e grazie poi per aver imparato molto stamane e aver capito come in realtà quello che sta succedendo oggi non è altro che un'evoluzione di quanto accadeva 400 anni fa. Il mio compito oggi è quello di trasportarvi adesso da 400 anni fa ad oggi, ma vedrete che i parallelismi sono tantissimi, così come anche quel senso di incertezza, mi pare di aver capito stamane, caratterizzasse il XVI secolo, il XVII secolo a Venezia, quella che in realtà è stata una delle concause poi al processo a Morosini. Ebbene, quello stato di incertezza e di insicurezza che è palpabile anche ai nostri giorni, e quindi ci interroghiamo sul ruolo che l'Italia, sul ruolo che l'Europa deve avere nel Mediterraneo. In premessa vi do un dato che può apparire sconcertante. Fra 15 anni, 15-20 anni al massimo, nessun paese europeo sarà più nel G7. Se noi analizziamo l'evoluzione economica dei singoli paesi, ci troveremo a essere fuori dal G7, l'Europa tutta. Quindi o ripensiamo ad un riposizionamento strategico dell'Italia e dell'Europa nel suo insieme, oppure fra 20 anni saremo fuori dalle pagine della storia. E allora dove si gioca questa sfida? Si gioca proprio nel Mediterraneo. Vedete, in questa immagine, in questa prima slide, vediamo un'ellisse. In realtà è un concetto allargato di Mediterraneo, perché ciò che accade nel mare è conseguenza e causa di ciò che accade in un'area ben più ampia, che è questa sorta di ellisse. Un'area molto eterogenea, è difficile trovare, ma i fatti storici ce lo consegnano come realtà, una identità storica, culturale che accomuni l'intero Mediterraneo, allargato. E quindi non è una realtà geostrategica, è un insieme. Però è una realtà molto critica, molto critica. Vedete, c'è una linea rossa che in qualche modo separa il nord dal sud. Non che il nord sia omogeneo, abbiamo visto come l'area dei Balcani, già di per sé presente al suo interno, non poche disomogeneità, ma tutto sommato presenta il nord rispetto al sud alcune caratteristiche che li accomunano e che nella storia ha visto una sua forte contrapposizione che c'è ancora oggi, molto forte. Ma non basta dividere in due parti l'area del Mediterraneo. Sono tante le realtà che presentano magari maggiori caratteristiche di omogeneità ai loro interni, quindi potremmo definire il Mediterraneo nord-occidentale, il Mediterraneo nord-orientale, quello di cui si è parlato fino a poco fa, il quadrante russo-caucasico, così come il quadrante nordafricano, il quadrante meridionale e il Corno d'Africa. Sono le aree su cui tutti gli studiosi di strategie di geopolitica moderna cercano di dividere l'area per poter avere un filo conduttore. Solo per questo, perché è un'area così complessa da interpretare nelle sue dinamiche, così fluida. Sono aree contrapposte culturalmente, socialmente. Lo sono sempre state. Ma oggi sono costrette, le loro distanze si sono avvicinate, perché la globalizzazione ha avuto una serie di conseguenze, anche quello di eliminare le distanze fisiche fra popoli diversi. E questo, da un lato, ovviamente acuisce gli scontri e le contrapposizioni, dall'altro lato acuisce anche forme di ribellione a processi di standardizzazione. Se voi ci riflettete un attimo, lo stesso terrorismo ha questa matrice, quella di riaffermare alcune identità che una globalizzazione cerca di spazzare via. E quindi ci dobbiamo confrontare con questi problemi oggi. Quali sono gli attuali fattori di instabilità e di crisi? Quelli con cui dovremmo fare i conti e che cerchiamo di interpretare per capire l'evoluzione dello scenario. Indubbiamente l'accesso e lo sfruttamento di risorse energetiche.
Vi dirò qualche dato che è veramente impressionante. Una forte dipendenza alimentare e delle dinamiche demografiche che sono sotto gli occhi di tutti, che differenziano in maniera radicale il nord del sud del Mediterraneo. Accesso e sfruttamento di risorse energetiche. Qualche dato vorrei fornirvelo. Considerate che tutto il patrimonio, o meglio, i giacimenti di petrolio nel Mediterraneo allargato rappresentano il 65-70% delle risorse petrolifere mondiali. Se a ciò aggiungiamo altre considerazioni, uno, gli sfruttamenti del giacimenti del Brent, cioè di quelli del Mare del Nord, sono alla saturazione, non può essere incrementata la produzione di petrolio. Alcuni giacimenti in altre aree del paese sono interessati da forti situazioni di instabilità, pensiamo al Venezuela. Le difficoltà logistiche per portare il petrolio dalle zone asiatiche, ci sono obiettivi di difficoltà logistiche, fa sì che sia ancora maggiore la dipendenza rispetto a quel 65-70% del globo dall'area del Mediterraneo. Altri dati significativi. Il 30-35% delle riserve di gas sono localizzate nell'area del Mediterraneo allargato. Nel Mediterraneo allargato c'è il trasporto attraverso pipelines, quindi oleodotti, o attraverso unità navali, della stragrande maggioranza del petrolio del mondo. Questo ci pone già un obiettivo di sicurezza navale nel Mediterraneo di prodotti che sono strategicamente rilevanti. Alcuni paesi, sempre in materia di sfruttamento, quindi il traffico ne abbiamo detto, rendite energetiche, un fattore importante. La gran parte dei paesi che ha questi giacimenti di petrolio ha nel giacimento di petrolio l'unica fonte di sostentamento. Vi anticipo che questo in parte è controbilanciato dalla dipendenza alimentare verso il mondo occidentale. Quindi questa contrapposizione, questa reciprocità di dipendenza ha rappresentato la pace fino a questo momento, passatemi questo tempo, fra questi due grandi mondi. Dipendenza alimentare, lo stavo dicendo, i paesi del Nord Africa. Allora, i paesi del Nord Africa, parliamo quindi della costa meridionale del Mediterraneo, non soffrono la fame, attenzione. Diciamo che la sottoalimentazione cronica interessa più o meno il 5% della popolazione, quindi non è un dato grave, ma sono le dinamiche che ci preoccupano. Hanno un grave squilibrio alimentare, nel senso che la loro bilancia alimentare li induce a dover importare gran parte di prodotti di cereali e prodotti derivati dagli prodotti animali per garantire l'alimentazione del proprio popolo. Un popolo che ha anche un reddito medio che sta crescendo, quindi la domanda di cibo sta crescendo moltissimo. Ma anche i flussi, anche le dinamiche demografiche. Negli ultimi 50 anni la popolazione del Nord Africa è passata dai 100 ai 330 milioni di persone. Il solo Nord Africa ha superato la popolazione dell'Europa. Questo è il primo anno in cui la popolazione dei paesi che si affacciano sulla costa meridionale appunto del Mediterraneo ha superato la popolazione europea. Immaginate che c'è una spinta molto forte in questa slide, quindi la dipendenza alimentare è dall'Europa e dal Nord America. Come dicevo, questo è stato un elemento che questo incrocio di dipendenze ha fatto sì che ci fosse sì un continuo legame, ma un legame governabile. Che cosa accadrà? Beh, se continuano queste dinamiche, noi abbiamo nel nostro continente una popolazione che sta invecchiando molto, una popolazione che sta diminuendo, il tasso di crescita della popolazione dei paesi che si affacciano al Mediterraneo, nella fascia meridionale, ha un tasso di crescita intorno al 2% annuale, quindi una forte presenza, intanto un'età molto giovane. Si assisterà probabilmente ad un processo ancora più forte di urbanizzazione nelle città che si affacciano alla sponda meridionale del Mediterraneo, ci sarà una forte pressione migratoria, sempre più forte verso l'Europa. Quindi nel nostro paese sì, avremo l'opportunità indubbiamente di una forza lavoro giovane, ma dobbiamo anche fare i conti con un mercato del lavoro che è profondamente cambiato. Paesi come l'Inghilterra consentono un'immigrazione selettiva sulla base di alcune competenze specifiche,
proprio perché hanno fatto leva su questa tipologia di immigrazione. E poi è anche diversa l'immigrazione che abbiamo nel nostro paese. Forse in una slide successiva viene anche meglio spiegato. Mentre l'immigrazione che interessa paesi come l'Inghilterra, come la Francia, come la stessa Germania, è un'immigrazione caratterizzata dalla necessità di ricongiungimento familiare. Tendenzialmente quella è la tipologia, la più grande maggioranza di immigrazione. La nostra invece è la più disparata. Comprende i richiedenti asilo, così come comprende anche migranti economici, e quindi l'integrazione diventa più complessa. Naturalmente ci aspettiamo momenti anche di contestazione proprio nei paesi del Nord Africa, momenti di contestazione che renderanno ancora più instabile politicamente quell'area. Altro fattore di stabilità è il profilo socioculturale e religioso, completamente diverso fra area ad area. Queste sono le 5 aree in cui tendenzialmente possiamo dividere il Mediterraneo allargato: la regione cristiano-cattolica, quella giudaica, ovviamente nel Mediterraneo centrale, quella islamica, quella ortodossa e quella copta, che interessa per lo più l'Egitto e qualche paese limitrofo. Cosa fa l'Unione Europea? L'Unione Europea ha una strategia. È una strategia complessa che si fonda su alcuni principi che cercherò rapidamente di passare in rassegna, per arrivare poi a delineare quello che è il ruolo dell'Italia e, se mi consentite, anche della Guardia di Finanza, visto che rappresento la Guardia di Finanza in questo momento, in questo complesso scenario. Allora, qualche dato anche in questo caso, per dire come è importante il Mediterraneo per l'Europa. Intanto 23 stati su 28, fra un po' 27, sono bagnati e hanno accesso a uno dei mari. 90.000 chilometri di coste all'Europa. Ci sono 764 grandi porti, di cui 54 in Italia, 1.200 porti commerciali. Attenzione, 4.300 aziende di navigazione europea, 4.300, che controllano il 40% del naviglio del mondo. Quindi l'Europa ha, nella sicurezza del mare, nel mare lato senso inteso, in particolare per il Mediterraneo, un interesse fortissimo. Il 42% dell'import-export globale mondiale viaggia su navi europee. 400 milioni sono i passeggeri che ogni anno transitano nei nostri porti. Non dico aeroporti, poi i porti, quelli che si affacciano sul mare. Il Mediterraneo rappresenta lo 0,7% del mare del mondo, quindi è un laghetto in confronto. Ebbene, il 20% del tutto il naviglio mondiale sta viaggiando in questo momento nel Mediterraneo. Questi dati vi fanno comprendere come per l'Europa sia cruciale condurre una politica di sicurezza contro tutto ciò, tutte le minacce che gli possono arrivare dal mare e dal Mediterraneo. Qui alcune di queste minacce, ma ne parlerò oltre: pirateria, sfruttamento di risorse energetiche, intensificazione ovviamente dei flussi migratori. Quindi c'è un interesse comune per il concetto di sicurezza. Tanto è vero che ciascuno Stato membro ha cercato di dotarsi di una propria strategia, ma come vedete continuiamo a comportarci come i capponi di Renzo. Noi ci becchiamo fra di noi, quando in realtà tutti noi, se non adottiamo una politica seria e comune che metta a sistema le nostre risorse, usciremo dal G7, faremo appunto la fine dei capponi di Renzo. 4 i principi che guidano la strategia della European Maritime Security Strategy, cioè strategia appunto di sicurezza marittima europea. Primo principio: un approccio intersettoriale. Tali e tante sono le entità, gli enti che si dedicano alla sicurezza, e abbiamo una conoscenza molto diffusa. Bisogna far sistema. Bisogna far sistema anche fra ciò che è militare e ciò che è civile, quelle che chiamano la tecnologia duale,
cioè una tecnologia che può avere una sua rilevanza sia in ambito militare che in ambito civile, mettere a sistema le reciproche conoscenze. Una integrità funzionale, questo è tipico dell'approccio europeo. Ciascuna entità deve mantenere la propria identità, deve solo far parte di un sistema coordinato, in un'ottica ovviamente di sussidiarietà che rappresenta l'intervento tipico dell'Unione Europea, ma con la necessità di mettere a sistema le informazioni. Rispetto delle norme e dei principi riconosciuti dal diritto internazionale, non c'è dubbio, il rispetto deve, in particolare per quanto riguarda il diritto del mare e il diritto dell'uomo. E poi il multilateralismo marittimo. Non l'Europa da sola, in un'ottica globale, non può condurre una vincente strategia, cioè il coinvolgimento di altre entità. 5 linee di azione, rapidamente. Rafforzare il tema della sicurezza, l'abbiamo già detto. Aumentare la conoscenza del problema. Sostenere lo sviluppo, come vi dicevo, delle capacità tecnologiche duali e migliorare la gestione del rischio. Queste sono le linee guida, oltre all'ultima che è la ricerca, l'istruzione e la formazione, che stanno guidando una serie di azioni. Ci sono 130 azioni specifiche previste dal piano europeo che hanno un orizzonte temporale di immediato, medio e lungo periodo e che coinvolgono le 400 entità europee che oggi si occupano di sicurezza del mare. Sono 400, una dispersione di risorse enorme. Ecco la necessità di fare sistema. E la Guardia di Finanza partecipa come Paese Italia, ma così come la Marina Militare per le sue competenze, a tutti questi progetti. Le minacce attuali, le cosiddette proxy wars. Cosa sono le proxy wars? Beh, sono quelle guerre indotte all'interno di un territorio da potenze straniere. Cioè quei conflitti che sono conflitti delegati, passatemi il termine, e ce ne sono tante nell'area che ci interessa. Traffici illeciti. La criminalità organizzata fonda il suo business su 4 traffici illeciti, e ve li dico in ordine di rilevanza in termini di fatturato. Traffico di droga, traffico di armi, droga, armi, traffico di uomini e traffico di rifiuti. Questa è l'emergenza, l'ultima, che ben presto supererà le altre tipologie di traffico. Ci sono volumi d'affari enormi. Con i ricavati di questi traffici si può pagare il debito pubblico del paese dell'Italia e quindi si può mettere a repentaglio la sovranità di un paese. E torniamo a quelle incertezze che caratterizzavano i rischi della sovranità già ai tempi del Morosini. Danni ambientali enormi, dato anche dallo sfruttamento insostenibile delle risorse, controversie territoriali ovviamente, attiva presenza di attori molto forti nel territorio, Cina e Russia in primis, che sono fra l'altro finanziatori di molti proxy wars. Crescenti flussi migratori. Queste sono le attuali minacce cui far fronte. Allora, capacità militari vanno migliorate, vanno messe a sistema. Partecipiamo ogni anno a esercitazioni congiunte che coinvolgono tutte le competenze militari, perché l'Europa deve essere in grado di svolgere autonomamente, prescindendo dalla volontà dei singoli Paesi membri. Questa è la grande sfida che ci porta a essere Europa come potenza e non singoli Paesi membri, a condurre autonomamente iniziative anche di carattere militare, di peacekeeping, di blocco navale, di controllo di quell'enorme flotta su cui viaggia di tutto, non soltanto prodotti illeciti ovviamente, anche prodotti illeciti. E secondo il principio della pooling e sharing, dicono gli inglesi, cioè mettere insieme le competenze e condividerle. Centrale deve essere la messa a sistema delle informazioni. È stata creata una piattaforma, la Common Information Sharing Environment, cioè l'ambiente di condivisione delle informazioni, dove devono essere inserite le informazioni di ciascuna entità e di ciascun Paese membro. Questo per incrementare l'efficacia dell'azione. Integrare tutti i sistemi di reti di telerilevamento satellitare, tutte le informazioni di carattere vuoi di polizia, vuoi militari, devono essere messe a sistema. Crisi migratoria. Fino al 2014 il grosso del flusso migratorio interessava la Libia. Io sono stato settimana scorsa, da ultimo, a Tripoli, e vi devo dire che la situazione è ancora veramente molto molto difficile in quel territorio. Ma è cambiata la strategia.
Adesso i flussi migratori si stanno diversificando anche attraverso la rotta turco-greca e si stanno anche modificando le modalità perché la composizione etnica ha variabilità continua. Questo è testimonianza del fatto che ci sono strutturate organizzazioni criminali che organizzano i viaggi sulla base della convenienza e delle opportunità che vengono offerte. Abbiamo trovato anche migranti che hanno pagato 30-40 mila euro per assicurarsi il viaggio. Quindi non parliamo di migranti in grande difficoltà economica, ma di migranti che vogliono lasciare il loro territorio per una serie di ragioni. A bordo di velieri. Libia, dicevo, perché la Libia è storicamente il luogo da cui parte? Perché la Libia ha una serie di concause, di situazioni che favoriscono questo flusso. In primis, le forze criminali che sono sul posto. La Libia è anche fonte di lavoro, quindi molti migranti vanno in Libia, lavorano in Libia per ottenere il denaro necessario per pagarsi poi il viaggio. Così come una serie di conflitti. La Libia, è vero, c'è un governo riconosciuto, ma il governo riconosciuto a livello delle Nazioni Unite non ha il controllo del territorio. Ci sono ben 6 milizie che si spartiscono il controllo del territorio. Quindi controllare il territorio significa controllare anche le fonti di finanziamento e il business dei migranti è una di queste. Questo ve ne ho parlato. Allora, operazioni congiunte. Si è passato dall'operazione Mare Nostrum, di cui avete sentito parlare, all'operazione Triton, l'ultima Themis. C'è un'operazione a cui partecipa anche la Guardia di Finanza. Praticamente sono operazioni che hanno il compito di mettere a sistema, nell'ottica che vi dicevo prima, le risorse di tutti i paesi dell'Unione Europea, ivi compreso le risorse umane e mezzi, per poter pattugliare e controllare il Mediterraneo, per fronteggiare tutte quelle crisi di cui vi ho appena parlato. Non solo Mediterraneo centrale con l'operazione Themis, ma anche abbiamo l'operazione del Peloponneso, l'operazione greca e l'operazione Indalo in Spagna. Qual è l'evoluzione? Inizialmente le nostre imbarcazioni, le nostre unità arrivavano fino al confine del mare libico. Questo ha fatto in modo che le organizzazioni criminali volutamente mettessero sulle loro imbarcazioni assolutamente fatiscenti, centinaia, migliaia di migranti, proprio perché inducevano il controllo in acque internazionali e l'intervento in acque internazionali. Quindi l'operazione è stata ridisegnata anche per far fronte ad ulteriori minacce che ci arrivano dall'area dei Balcani. La Guardia di Finanza ha da 20 anni un reparto operativo in Albania, proprio per fronteggiare il traffico di stupefacenti che arriva da quell'area, e ogni anno svolgiamo ore e ore di sorvoli aerei con sistemi di telerilevamento per individuare le piantagioni di cannabis che sono in quell'area. E c'è stato, grazie a questa azione, negli ultimi 5 anni una riduzione del 90% del traffico. Quindi, come faceva Venezia, dobbiamo spingerci oltre i nostri confini, oltre il nostro mare, non per mire espansionistiche, ma per esigenze di tutela della nostra sicurezza interna. Dobbiamo creare, ormai il concetto è chiaro a tutti, la sicurezza interna dipende da quella esterna e viceversa. Alcuni principi rapidissimi ho ancora 5 minuti? 5 minuti, rapidissimamente. Noi chiaramente ci muoviamo sulla base del diritto internazionale. Il diritto del mare ha avuto una sua prima codificazione nel 1982 con l'approvazione della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare. Un principio è chiaro: la sovranità di un paese è inversamente sul mare, è inversamente proporzionale alla distanza dal mare stesso. Quindi abbiamo una prima area di 12 miglia dove la sovranità del mare, del territorio italiano, è piena, è come se fosse territorio italiano. E su questo mare c'è soltanto una limitazione: il passaggio inoffensivo di mercantili stranieri. Poi c'è una zona più ampia, la zona contigua, che si estende per altre 12 miglia marine, dove ovviamente viene affievolita la sovranità del nostro paese. È un'area in cui il paese però ha potere di vigilanza per prevenire reati, soprattutto in materia doganale, di salute e di immigrazione, reati perpetrabili poi sul proprio territorio. Queste sono le nostre regole di ingaggio, ma la sovranità del paese si spinge anche oltre, grazie a una serie di convenzioni che abbiamo fatto,
e a cui l'Italia ha aderito a livello internazionale ovviamente, ci consente di andare anche in acque internazionali, vuoi per esercitare dei diritti di visita di bandiera su quelle imbarcazioni che in realtà battono una bandiera di comodo o non hanno bandiera, assolutamente, ovvero ancora, dice la recente giurisprudenza, verso quelle imbarcazioni che comunque possono recare un danno, si ha informazione di questa, alla sicurezza del paese che sta operando in quel momento. Non mi soffermo molto su questo, voglio darvi un dato che però è importante. L'Italia ha 8.000 km di coste. Se io moltiplico quegli 8.000 km di coste per le 24 miglia dove devo operare, come Guardia di Finanza, che dal 2017 è l'unica forza di polizia che opera in mare come forza di polizia, che quindi ne ha la responsabilità, abbiamo da vigilare un territorio che è quasi il doppio del territorio nazionale. Quindi abbiamo una responsabilità enorme. Questo vuol dire che il nostro dispositivo, che è un dispositivo cospicuo, attenzione, abbiamo 340 unità navali e abbiamo equamente distribuite fra galee e velieri, volendo fare un parallelo, visto che abbiamo una proiezione di altura, quindi con grande autonomia, e una proiezione invece costiera di vigilanza di costa, ma dobbiamo affidarci molto alle tecnologie. Non è un caso che entreranno in azione a brevissimo una serie di droni, così come entreranno in azione a brevissimo le nostre, come dire, in un'ottica integrata europea, la vigilanza satellitare. È opportuno avvalersi di tutte le tecnologie possibili per governare un territorio che è quasi doppio del territorio nazionale. Di questo ve ne ho parlato e veramente concludo. In realtà, solo un piccolo flash volevo farvelo sui rifiuti, veramente questo è rapidissimo, perché come vi dicevo è uno di quei traffici che ben presto supererà per importanza il traffico delle armi. Dall'Italia partono due grandi tipologie di traffici di rifiuti, uno verso il nord Europa, via ruota, ed è un traffico che è destinato ad alimentare i termovalorizzatori del centro Europa, ovviamente in via illecita. Quando parlo di traffico illecito. Esiste anche ovviamente un commercio lecito del rifiuto, perché il rifiuto ha un valore in un'ottica di economia circolare. Ma c'è un traffico anche verso il Nord Africa di rifiuti, che è reso possibile ovviamente da una normativa, quella nordafricana, assolutamente carente sul piano della tutela ambientale. E quindi, da ultimo, abbiamo fatto un grosso sequestro proprio al porto di Salerno, pochi mesi fa, di grandi container che andavano, di container pieni di rifiuti speciali che andavano proprio a essere smaltiti, buttati sul territorio africano. Vorrei finire con questa frase, collegandomi a quello che dicevo all'inizio. In realtà abbiamo gli strumenti per navigare, sì, ce li abbiamo gli strumenti giuridici a livello internazionale, abbiamo un'Europa che può fare tanto, ma l'Europa deve sapere dove andare, perché è il momento in cui prendere le scelte decise per capire che ruolo l'Italia e l'Europa, e l'Italia è, consentitemi l'ultimo parallelismo, la Venezia d'Europa, in questo momento nel Mediterraneo, è una scelta che l'Europa deve fare presto, perché se no presto usciremo dal G7, presto usciremo dai luoghi dove si decide la politica mondiale e quindi dobbiamo scegliere il porto, perché come diceva Seneca, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto approdare. Grazie, credo di essere stato nei tempi, grazie. Complimenti generali. Complimenti. Allora, per uno sprovveduto come me, è stato uno sguardo, non dico nel presente, ma nel futuro, questa proiezione che il generale ci ha indicato. Bene, e allora adesso passiamo al dulcis in fundo o in cauda venenum. I proverbi sono adattabili secondo gli umori, ma siamo certamente col dulcis in fundo. Finiamo con la Marina Militare. Con la Marina Militare del comandante Sciarretta, che ci porta proprio nel presente, direi, perché il potere marittimo italiano, una storia di continuità. Bene, siamo curiosi di sentirlo e interessati ovviamente. Buongiorno, grazie a tutti veramente dell'onore che mi fate di essere qui
ringrazio il professore in generale. Io purtroppo non sono una persona di preparazione accademica come i miei predecessori e vorrei evitare anche di rubare immeritatamente le competenze del professor Lobasso parlando di navi da guerra del passato o del professor Ivatic per la sua interazione geografiche tra i territori e gli spazi marittimi. In effetti il generale parlava di storia perché spiegava come e perché in ogni momento della nostra vita la storia siamo noi. Lui ha descritto la storia del nostro futuro e ci ha fatto capire come noi interagiamo con questa storia. E io invece allora parlerò di attualità, cioè del potere marittimo, una cosa assolutamente molto attuale, se soltanto, scusate, se riuscissi a far girare le slide. Ecco, una cosa molto attuale perché in effetti il potere marittimo è qualcosa che non cambia dai tempi degli antichi romani, o meglio da quando esistono le talassocrazie. Allora, in effetti il potere marittimo, presumo che già molti di voi ne abbiano sentito parlare, è la capacità, il potere marittimo di una nazione, la capacità di interagire con l'ambiente marittimo attraverso una serie di strumenti. In realtà è un prodotto, quindi ogni fattore ha la sua importanza e una nazione non può permettersi di avere dei fattori che tendono a zero, perché chiaramente in un prodotto un fattore che tende a zero azzera anche il risultato. Il potere marittimo è l'interazione tra una marina da guerra e una marina mercantile, tra le basi navali usate dalla marina da guerra e i porti usati dalla marina mercantile, le tecnologie di una nazione in grado di usare il commercio sul mare e di proteggerlo. E un altro fattore, e il fattore che è il fattore culturale. Mann, che è quello che ha definito, diciamo, per il mondo, perché gli italiani lo studiavano già da tempo, cosa sia il potere marittimo, lui lo chiamava il carattere del popolo. E sì, il fattore culturale che è quello per cui noi siamo qui, tutti quanti noi in qualche maniera siamo parte del potere marittimo italiano, che di fatto lo sono i marinai sulla nave mercantile come i militari della Guardia di Finanza o della Marina Militare, come anche magari il barista del Ministero che ce la mette tutta per sostenere di caffeina le persone che lavorano ogni mattina e ogni pomeriggio. Ecco, si parlava di potere marittimo e si è detto che è una storia d'attualità. La storia di attualità, parlando per esempio degli antichi romani, ci dice molto, perché il professore ricordava come lo spazio dell'Italia sia uno spazio storico unico e definito praticamente da sempre. Lo sapevano talmente bene i romani che nel momento in cui l'Italia si è fatta unita, grazie a loro, hanno dovuto affrontare quella che loro chiamavano guerra di Sicilia e che noi continuiamo adesso a chiamare prima guerra punica. La guerra di Sicilia era dovuta al puro e semplice fatto che l'Italia già allora non era una nazione in grado di essere autosufficiente col suo territorio e la sua popolazione. In pratica già allora Roma era una specie di, mi si perdoni il termine forse non storico, di potenza industriale dell'epoca, che aveva un grande commercio e acquisiva le sue risorse primarie, anche e soprattutto il cibo, grazie ai prodotti che esportava via mare, tutto garantito dalla sicurezza della flotta cartaginese. Nel momento in cui l'Italia è diventata unita e Roma ha voluto avere il suo spazio di crescita, la prima cosa che si è trovata di fronte era evitare che i cartaginesi che dominavano il mare e che proteggevano il commercio navale romano potessero avere voce in capitolo. Nel momento in cui i cartaginesi hanno provato a vincolare l'Italia tentando l'occupazione della Sicilia, automaticamente ne è venuta fuori una guerra in cui, guarda caso, i romani hanno mantenuto in mare costantemente flotte il cui solo numero degli equipaggi di condotta, praticamente i rematori e pochi marinai, già quel numero era il doppio di quello delle legioni che erano schierate sul campo. Questo la dice tutta per chi pensa che i romani fossero un popolo terrestre che, in base a come raccontavano già alcuni storici dell'epoca, evidentemente non molto ferrati, pensavano che avessero imparato a costruire navi copiando quelle cartaginesi. Forse i tantissimi costruttori di navi, anche da guerra,
del Tirreno, e gli discendenti degli Etruschi, o anzi, Etruschi veramente, o discendenti dai Greci, hanno perfezionato le costruzioni navali studiando le navi cartaginesi, ma sicuramente le sapevano fare già da secoli e già da secoli avevano combattuto contro i cartaginesi. E comunque Roma ha vinto sul mare e da quel momento, immediatamente rivolgendosi verso Levante, è andata ad occupare gli spazi a Levante fino agli estremi confini. Praticamente il controllo del Mare Nostrum è una cosa connaturata con la sconfitta del più grande avversario, che erano i cartaginesi. Questo perché, appunto, mi dispiace ritornare a una cosa di appartenenza molto nazionale dopo aver fatto giustamente un'espansione verso il futuro parlando d'Europa, ma quella che è il nostro spazio culturale di un'Italia che è sempre stata una nazione marittima, dicevamo, dai tempi dei Romani, è quella che ha visto l'economia del nostro paese, chiamiamolo pure così, crescere in maniera costante, a prescindere dalla caduta dell'impero romano, perché sappiamo tutti, l'abbiamo già studiato a scuola, che moltissime innovazioni tecnologiche in qualche maniera hanno migliorato quello che noi con il termine attuale definiremo prodotto interno lordo in maniera costante. È cambiata la maniera di tirare gli aratri, così come la gente ha cominciato a mettere i pantaloni o ha cambiato maniera di andare a cavallo, sia per fare la guerra, sia ovviamente per comunicare. Ma è nato anche l'abitudine con i mulini a vento di spostare l'acqua, e i romani non si sa perché, almeno in quello non c'erano arrivati, così come tantissime altre tecnologie hanno portato una costante crescita dell'economia del nostro paese. Questo grazie al mare, questo grazie al fatto che, non casualmente, le città rimaste fedeli all'impero romano, che non era bizantino, ma era romano, come ricordava il professore, erano di fatto anche basi della flotta, perché per esempio la flottiglia che assicurava la sicurezza del Tirreno era basata a Pisa, e ci stanno, mi dicono, le lettere del Papa dove chiedeva all'imperatore che quella flottiglia rimanesse a garanzia della sicurezza del grano che arrivava in Tirreno. E quella è diventata la base della Marina della Repubblica di Pisa, così come quella che era la più forte flotta romana, che era quella del Miseno, è alla base della potenza navale non solo di Amalfi, ma di Napoli, che non è una repubblica marinara di per sé, ma di per sé è anche molto più potente di quanto sia mai stata Amalfi. E poi, ovviamente, una cosa che è nel cuore di tutti quanti è la nostra città di Venezia. Dico nostra che, guarda caso, non solo è un lembo d'impero romano che fino ai noi, all'orribile caduta per mano dei francesi, ha mantenuto una continuità statuale mai interrotta e italiana sul nostro territorio, ma è anche di per sé un esempio, e questa è una cosa che è stata ricordata, ma veramente dovrebbe essere oggetto di seria attenzione da parte nostra, è l'esempio perfetto di come gli italiani sappiano combattere. Cioè, gli italiani sul mare non sono gli italiani che non sanno combattere, che è stato creato forse in buona parte per leggenda in alcune epoche della nostra storia. Gli italiani sul mare hanno sempre vinto, e soprattutto di tutti gli italiani uno stato fortissimo che chiamava ancora sopracomiti i comandanti delle sue navi, che aveva un cursus honorum in cui i comandanti delle navi, cioè in cui i nobili dovevano fare il servizio militare, arrivando a fare gli ufficiali e poi i comandanti delle navi per poter avere un cursus honorum, e chiamava governatori, comandanti delle navi a vela. Tutto quanto è il segno di una tradizione che non è casuale, non viene fuori per caso, e di cui chiaramente i veneziani stessi erano assolutamente coscienti. Ecco, la forza militare di Venezia la dice tutta su quel senso che è stato raccontato, e giustamente il professore smentiva, di decadenza. Una decadenza quando l'intera Europa era terrorizzata dai turchi e dalle loro scorrerie, e l'intero gruppo di Visegrad, per salvare forse l'intera loro spazio vitale, accorre dalle mura di Vienna, mentre loro erano terrorizzati dai turchi e non sapevano se vincere, i nostri erano in grado di tenere sotto controllo barbareschi da una parte e gli ottomani dall'altra, e non temevano mai il confronto che cercavano, perché anzi lo scontro era la cosa che avrebbe permesso loro di garantirsi una volta per tutte il controllo.
E ovviamente si parla di spazi italiani e non solo veneziani. Si potrebbe dire una cosa, che effettivamente quelle che sono le tecnologie erano comuni, ma non erano comuni soltanto le tecnologie, era comune anche la lingua e anche il modo di pensare dei vari uomini di mare di tutte quante lo spazio italiano. Così come c'è ancora chi si pone il problema se l'Italia sia nata nel 1860-61 o se il concetto d'Italia sia del secolo precedente, addirittura di 2 secoli prima. Invece vorrei ricordare che non per motivi storici, ma per motivi ideologici, ad Agnadello, in quella orrenda giornata di Agnadello, alle fanterie veneziane era stato dato il permesso di gridare Italia, Italia e non solo San Marco, San Marco, perché effettivamente la base culturale su cui si muovevano tutti quanti i nostri popoli era comune e questa comunanza raggiungeva il massimo, perché effettivamente da altre parti potremmo ben dire che esistono 100 Italie diverse, ma sul mare ne è sempre esistita una sola, perché è quella che deriva senza soluzione di continuità dalla nostra radice romana. Sì, sono cambiate ovviamente le tecniche dalle navi a vela e ovviamente è inutile nasconderci che ci sono stati dei momenti in tutte quante le epoche, anche appunto fino alla guerra di Morea, in cui spesso e volentieri le discordie italiane o in alcuni casi sono arrivate direttamente alle armi e persino sul mare. L'ultima volta, oserei dire, dovrebbe essere stata con le guerre contro le guerre veneto-spagnole, che poi in realtà erano contro i napoletani per un malinteso senso di patriottismo napoletano di qualche viceré. Però effettivamente questa è un'immagine chiaramente molto enfatica di Lepanto. La prima collaborazione a livello strategico delle marine italiane si arriva con la prima guerra d'Italia, con la calata dei francesi, visto che appunto la battaglia di Fornovo purtroppo è finita in un pareggio, ma a sua volta trae origine dal fatto che la flotta francese era stata cancellata nella battaglia di Rapallo grazie all'accordo dei vari principati italiani che avevano permesso a una flotta genovese di presentarsi a Rapallo e distruggere praticamente la flotta francese e la flotta di rifornimento francese. Diciamo che con alterne vicende questo tipo di collaborazione tra le varie marine italiane, che ha raggiunto chiaramente un culmine storico a Lepanto, ma vedremo riproporsi senza soluzione di continuità in tutte quante le guerre veneziane, appunto sia da quella di Candia e a seguire poi la guerra di Morea, la seconda guerra di Morea. C'erano sempre navi italiane, magari chiamate ausiliarie, magari che litigavano continuamente per chi avesse il diritto di precedenza e chi avesse il diritto di porsi a fianco alla barca capitana, ma anche questa continua discussione su chi avesse una priorità tra i tanti italiani era perché parlavano un linguaggio comune e perché si sentivano comunque parte di uno spazio comune che è sempre stato caratterizzato da una preminenza tecnologica nei confronti degli avversari, ma non solo da quella tecnologica, e qui abbiamo tra noi per esempio, come avremo modo di vedere nell'ambito delle celebrazioni morosiniane, nel nostro Museo Storico Navale abbiamo molti di questi cimeli tecnologici come queste artiglierie, ma ovviamente la tecnologia per eccellenza di Venezia era il nostro arsenale, un arsenale che di fatto sappiamo bene è in tutto e per tutto il primo stabilimento e il più potente stabilimento industriale. Un arsenale che era la base principale, che confidava sul controllo dell'Adriatico e che si basava su un sistema di basi, anche questo particolarmente strutturato, che spesso e volentieri non consideriamo, ma che è uno dei pilastri del potere marittimo dei veneziani. Questo sistema di basi effettivamente dice molto sulle guerre che stiamo studiando e della maniera in cui queste tecnologie sono arrivate, diciamo, fino al mondo moderno, perché si parlava di navi a remi. Ecco, le navi a remi avevano un limite fondamentale che conosciamo, quello dell'autonomia, dovuto al fatto che avevano propulsione umana e quindi 2 giorni, in teoria 4, di acqua e il bisogno di navigare sotto costa per potersi rifornire continuamente e quindi la necessità di una serie di punti di appoggio, che sono poi quelli per cui i veneziani hanno combattuto tutte le loro guerre da Cipro a Candia e
per i quali i turchi cercavano in tutti i costi lo scontro con Venezia, che non voleva scontri, perché senza il controllo di questa catena logistica e di questi spazi non sarebbe stato possibile il controllo del Mediterraneo orientale. Diciamo che le tecnologie si sono evolute, quindi chiaramente oltre alle navi maggiori abbiamo visto prima galee e galeazze, abbiamo anche galeotte e navi più veloci che servivano per garantire, diciamo, sia la guerra di corsa sia la difesa del traffico, che è lo scopo principale di ogni marina da guerra. Ed è questo in effetti uno degli altri punti fondamentali quando parliamo di potere marittimo. Si è detto che il potere marittimo non è la marina da guerra e neanche soltanto l'attività in collaborazione dei vari forze e corpi armati dello Stato, per esempio come stavamo vedendo prima tra Marina e Guardia di Finanza. Il potere marittimo è un'espressione di fattori economici e quindi anche la guerra sul mare trova un suo scopo nel fattore economico. Quando non viene combattuta è perché la deterrenza, in questo caso garantita dalle navi scorta o attualmente dal sistema di controllo della navigazione nel Mediterraneo allargato, permette un flusso regolare e quindi il sostentamento in sé della civiltà. In caso di guerra è quella che riesce a piegare l'avversario, provocando il collasso dell'economia dell'avversario, che non può avvenire, cioè che potrebbe avvenire controllandone il territorio, conquistandone la capitale, ma molto più semplicemente, visto che la civiltà si basa comunque sui traffici marittimi da sempre, provocando il crollo dell'economia per la mancanza di traffico. Diciamo che da questo punto di vista l'evoluzione del naviglio, lo sappiamo, ha portato dalle galee e dalle galeazze fino ai vascelli a vela. Qui abbiamo altri esempi del nostro Museo Storico Navale e che tutti quanti siete ovviamente invitati qualora ci fosse mai qualcuno che ancora non ha avuto occasione di venirla a visitare. Queste sono praticamente decorazioni di navi, questa del 1500, mentre questa viene letteralmente dalla galea di Francesco Morosini. Sono gli ornamenti sulla fiancata della galea della galea bastarda del capitano da Mar Morosini. Sicuramente le navi a quel punto sono diventate vascelli a vela. Che cosa è cambiato? Che mentre le navi a propulsione remica erano chiaramente limitate nella loro capacità di effettuare un blocco navale, le navi a vela hanno ovviamente una capacità sia per tenuta al mare, sia per autonomia propria, sia di un ridotto numero di uomini rispetto a una nave a remi per la condotta, sia un maggiore volume interno, hanno una grande autonomia. Questo vuol dire che cambia anche un tipo di guerra, il tipo di guerra che porta all'effettuare il blocco navale delle coste nemiche. Questo è stato il tentativo che ha portato i migliori uomini di Venezia, vincendo le loro battaglie durante la guerra di Candia, purtroppo fallendo nell'ultimo tentativo. È costato la vita a un sultano, ma non è riuscito, diciamo, a bloccare in maniera definitiva l'uscita dei Dardanelli della flotta turca. E questo in effetti è stato il punto che purtroppo ha impedito a Venezia di garantire una vittoria per tutto quanto l'Occidente, strangolando l'economia dei turchi. Però effettivamente la capacità di andare per mare, la capacità di vincere, molto spesso non solo ha permesso a Venezia di godere di questo lunghissimo periodo, molto spesso di pace, appunto con la fine della seconda guerra di Morea, ma anche di garantirsi una prosperità che tutti quanti ricordano. Ma non è stato soltanto un successo dovuto al controllo delle proprie rotte commerciali, è anche stato un successo militare molto spesso dimenticato. Per esempio, la maggior parte dei vascelli turchi affondati noi non li conosciamo semplicemente perché fino a che non si va a studiare il turco o le traduzioni in tedesco dal turco, la lunghissima lista di vascelli turchi affondati o demoliti dopo le battaglie per i danni ricevuti è apparsa solo recentemente, ma diciamo che il livello vero era di 1 a 10 a favore dei nostri, e sarà sempre piacevole ricordare la capacità dei veneziani, che non era certo una cosa qualunque, ma questa capacità in qualche maniera è legata anche alle capacità dell'andare per mare degli italiani di oggi. Ecco, quello che avevo messo nel mio abstract, perché era una cosa che avevo appena letto e, perdonatemi, mi aveva veramente colpito.
Un comandante vicentino della Marina italiana, in realtà viene formato presso l'Istituto Nautico Veneziano e diventa non solo un giovane ufficiale della Marina austro-veneta, ma è anche uno degli animatori della difesa di Venezia nel 48-49, il tenente di vascello Fincati, che come praticamente tutti gli ufficiali porta con sé questo che è la tradizione del patriziato veneziano, quello di essere un cursus honorum che porta i migliori sulle navi da guerra, e questa tradizione, vogliamo definirla questa specie di fuoco delle vestali del potere marittimo veneziano, segue questi ufficiali che passano con la marina, chiamiamola sarda, che alza il tricolore, e il comandante Fincati diventerà un comandante appunto della marina, prima sarda e poi unitaria, fino a diventare anche il comandante dell'Accademia Navale. Se uno va a leggere le cose bellissime che ha scritto Fincati sulla cultura navale italiana e sul fatto che tutto quello che hanno fatto i veneziani, così come tutti quanti gli altri popoli che fanno parte del popolo italiano, quello che è arrivato fino a noi, lui lo descrive per esempio sul fatto del suo primo comando su una nave, diciamo, italiana. E lui scopre che su questa nave basata a Napoli, tutta con un equipaggio completamente napoletano, che il linguaggio che lui parla è lo stesso. Lui, che era veneziano, non ha nessuna difficoltà in linguaggio tecnico a comprendersi anche con i suoi più umili marinai napoletani. E si rende conto di far parte di un mondo che era stato tenuto separato forse con la forza, ma che in realtà è sempre esistito attraverso il legame culturale. E appunto il comandante Fincati, che ha molto studiato questo legame culturale, che ha scritto un vocabolario della lingua italiana di mare, dove è andato a scoprire quanto in tutti quanti i nostri poeti, anche quelli più alti, esistono termini marinareschi usati nella maniera più normale possibile nelle poesie, perché erano fatti propri dall'autore, ma erano perfettamente compresi da qualunque lettore anche nel Medioevo. E per esempio in Boccaccio ci sono moltissimi esempi, e lui è riuscito, diciamo, in qualche maniera a ritrovare il filo blu della nostra cultura. E mi sono permesso veramente di riprendere quello che lui ha scritto per mettere a fattor comune tutto quello che da Genova alla Toscana, da Napoli alla Sicilia, a Venezia, ci unisce come italiani e come uomini di mare. Lui va sempre di moda, dice noi che giocavamo con le biglie, noi che non avevamo i videogiochi, noi che tante cose. Lui scrive noi che dalla caduta dell'impero romano. Se la nostra marina fu sorpassata, non fu però mai soppressa, che abbiamo sempre avuto marinari ed ufficiali militari e mercantili, che abbiamo sempre navigato in squadra e isolati, e che circa ogni 15 anni abbiamo combattuto sul mare, e spesso seriamente. Ecco, lui proclamava una continuità che c'è sempre stata in quello che è uno spazio unitario che è sempre esistito. Ecco, però io di mia abitudine vorrei sempre ricordare qualcuno che, diciamo... Comandante, mi dicono che bisogna... Ho finito, appunto. No, assolutamente. Noi, per esempio, ricordiamo uno dei più grandi uomini di mare di sempre, che è il nostro Angelo Emo. Mi permetto di dire nostro, anche se io sono di Roma, ma diciamo vengo un po' da tutta Italia, per mia fortuna. E il nostro Angelo Emo, una sua commissione per riformare la Marina, lui aveva scritto, e dovrei veramente rileggerlo integralmente, che la professione del marinaio è quella più dura, perché è la più rischiosa e veramente logoratrice. Deve riunire in se stesso l'intrepidezza e la rassegnazione del soldato, lo studio e la pazienza dell'artefice, la robustezza e la resistenza dell'operaio. Questa povera e preziosa vittima della grandezza della nazione doveva dunque ricevere un emolumento adeguato al suo sacrificio, un alimento sano e abbondante, assistenza pronta e sicura, e così via. Ecco, appunto, queste sono le persone che non hanno lasciato un nome, che non sono i protagonisti dei nostri studi accademici, che vediamo soltanto come comparse, ma che avevano tutti dei nomi, dei cognomi, sapevano quello che rischiavano e lo rischiavano per la grandezza di qualcosa di superiore. Ecco, io dedico sempre tutto questo a questi uomini di mare. Grazie.
Bene, direi 5 minuti, non di più, se ci sono domande, perché purtroppo il tempo è quello che è. Non ci sono domande? Prego. Bittner. Sì. Sì, una precisazione. Ho sentito dire che il famoso libro di Brodel sul Mediterraneo del primo dopoguerra aveva avuto una difficile accoglienza in Italia, tanto da decretarne quasi un iniziale bando da parte di Cantimori. Vorrei capire i motivi, se possibile, se ce ne sono. Faccio presto. Rapidissimo. Cantimori, Che poi volevo chiederti una roba. Cantimori l'ha definito il via col vento della storiografia. E Chabot, che conosceva Brodel dai tempi delle ricerche giovanili a Simancas, si era imposto e alla fine è passato. Credo di un anno la Spagna, già franchista, aveva tradotto il Brodel e poi segue l'Italia con l'Einaudi. Però il Cantimori, che aveva altre idee, lasciamo perdere, ma comunque la frase del via col vento della storiografia è di Cantimori. Ecco. Questo anche indica il rapporto col mare di certa storiografia. Anch'io avrei una domanda per Ivetic, se non ci sono altri. E la domanda è questa. Io ho presente un articolo di Ivan Pederin, penso che fosse un croato, scritto, sì, in cui ipotizzava che il confine tra la Repubblica di Venezia in Dalmazia e l'impero ottomano fosse in realtà uno spartiacque creato dalle etnie locali che divideva i croati dai serbi. No, cioè... Allora, nella lingua croata ci sono 3 tipi di parlate. La più antica è quella della costa, si chiama croato ciacavo, è presente in Istria ed è presente in Dalmazia e si ferma esattamente al limite del confine dell'acquisto vecchio. Dentro l'acquisto nuovo abbiamo un altro tipo di croato che poi è quello standard, che poi è diventato serbo-croato, parlato da croati e serbi che si sono stanziati lì dopo questa guerra qua. Quindi il confine tra la Croazia e la Bosnia-Herzegovina è stato definito da Venezia, ma al di qua del confine, cioè in Dalmazia, Venezia ha favorito lo spostamento di decine di migliaia di morlacchi ortodossi che poi sono diventati serbi. Così come in Istria io parlo 2 dialetti, parlo il dialetto veneto, perché sono di Pola e tutta questa cultura, ma anche andando nei villaggi parlo il dialetto croato. A ridosso del dialetto veneto che si attesta sulla costa si parla il dialetto croato d'Istria, che è linguisticamente proprio appurato, deriva dal contado di Zara e dalle zone di Makarska, ovvero nel contado di Zara ci sono i serbi e quelli che parlavano questo antico dialetto sono stati spostati da Venezia. Ma solo per dirvi come Venezia ha creato tutte queste terre. Non sono le Alpi Dinariche il confine? No, è Venezia che Venezia ha condizionato la storia croata, soprattutto quella della costa. Si minimizza, ma è così. Cioè non ci sarebbe, non solo non ci sarebbero le città con quell'aspetto così, ma anche non ci sarebbero le lingue, le tradizioni, tutto. Da lì lo Stato da Mar, che secondo me va studiato dall'inizio e in tutta la sua entità, con l'aiuto anche dell'amico e collega Gerasimos, quindi per tutta la parte. È un mondo ancora da capire, a volte sfugge secondo le nostre logiche nazionali, perché i veneziani non avevano le logiche nazionali, avevano le logiche veneziane, e io direi mediterranee. E allora facciamo fatica a capire noi e facciamo fatica poi a spiegare alla storiografia italiana e alla cultura italiana che c'era uno Stato italiano, sono d'accordissimo, che aveva tutti questi sistemi di integrazione culturale, ma che risalivano a tanti secoli prima dell'età moderna e si agganciavano a Bisanzio. Il rosso della bandiera del Veneto, io scusate, faccio ridere gli studenti, la bandiera del Montenegro, lo stemma della Serbia e quello hanno tutti la stessa matrice,
che è Costantinopoli. Insomma, sì. Bene, allora ringrazio tutti, se non ci sono più domande i lavori riprendono alle 14:30. I relatori sono invitati a c'è un pranzo, qualcosa c'è insomma, qui nella stanzetta accanto alla vostra sinistra. Grazie.